Amici di Street News, siamo qui niente poco di meno che con Giovanni Francini, colonna del Napoli dall'87 al 94, scudettato. Allora, signor Francini, che rappresenta per lei questa serata, il premio che ha ritirato? È una serata molto importante, perché comunque conoscevo Pasquale come capo, era uno dei capi ultra quando io ho giocato a Napoli in quei 7 anni che sono stato. C'era un bel rapporto, una volta anche con i tifosi, un bel rapporto con la curva. Sono veramente molto contento di aver preso questo premio, che è molto importante, perché appunto ero amico di Pasquale. Ci può raccontare un aneddoto di Pasquale, se lo ricorda? Mi ricordo che erano sempre anche a vedere gli allenamenti quasi tutti i giorni a Soccavo, dove facevamo allenamento, e cercavano sempre comunque di essere vicini alla squadra anche nei momenti in cui avevamo più bisogno, che magari le cose non andavano bene. Lo ricordo come una persona tranquilla, molto attaccata alla squadra. Una domanda un po' maliziosa: secondo lei è più difficile il calcio degli anni 80-90 oppure il calcio di adesso? No, penso il nostro calcio è più difficile, almeno credo, adesso è molto più fisico, atletico, mentre prima era molto più tecnico, e con i regolamenti che ci sono adesso, con ammonizioni dopo un fallo, noi con Diego in squadra avremmo avuto ogni partita sicuramente. Le altre squadre sarebbero rimaste sempre con 1 o 2 uomini in meno. Secondo lei quel Napoli ha vinto quanto meritava oppure poteva fare qualcosina in più? Ma sicuramente penso che potevamo vincere qualcosina in più, perché abbiamo avuto veramente delle squadre importanti, però comunque non è facile vincere a Napoli, perché oltre a lottare con le squadre devi lottare un po' contro tutto il movimento calcio. Diamo un voto alla stagione del Napoli attuale. Ma direi, insomma, secondo posto non è male, però un buon voto, perché comunque arrivare secondi in Italia comunque non è facile, però appunto sarebbe bello poter tornare a vincere qualcosa di importante, anche un trofeo come la Coppa Italia, o in Europa, andare avanti in Europa League. Forse mi aspettavo qualcosa in più sotto questo punto di vista. In campionato la Juve come squadra, per rosa e poi anche altre cose, comunque rimane una squadra per adesso irraggiungibile. Diamo un saluto ai nostri lettori, ai lettori di Street News. Un saluto a tutti e niente, sempre Forza Napoli, ciao!